Si chiama Anin ed è il primo manuale per l'insegnamento della lingua e della cultura friulana nelle scuole primarie. Un progetto promosso da Arlef che sarà distribuito agli oltre 20.000 alunni che hanno chiesto l'insegnamento del friulano a scuola. Anin, andiamo, in italiano è un invito a esplorare la lingua friulana ma anche il territorio, la geografia, la storia e la cultura del Friuli. Ho presentato oggi questi importanti volumi, 3 volumi, 2 dedicati agli allievi delle scuole primarie e uno dedicato al corpo docente che può in questo modo trovare giovamento nell'insegnamento e nell'utilizzo di questi importanti materiali. Importanti materiali perché portano alla nostra attenzione sia la lingua chiaramente friulana, che è l'intenzione dell'agenzia e lo scopo dell'Agenzia regionale per la lingua friulana, ma soprattutto portano un punto di vista che è quello della terra friulana e che quindi è un punto di vista centrale in Europa. E questo credo che sia qualcosa che si voleva raggiungere ormai da tanto tempo e finalmente con tra l'altro alcuni sforzi, perché c'è stato anche il Covid, siamo riusciti a raggiungere. È un risultato che poi verrà tenuto appunto dagli studenti, verrà conservato dagli studenti perché potranno tenersi il libro, non sarà un libro incomodato gratuito e quindi avranno la possibilità di portarlo a casa e di condividerlo con le famiglie.